Ancora 2 morti ancora sulla strada 308 del Santo. Bayram Bajrosky, 52 anni, e Fuat Etemovski, 65 anni, erano arrivati dalla Macedonia. I loro nomi si aggiungono a quelli delle croci piantate lungo questa arteria dove ogni giorno viaggiano 100.000 veicoli. Tra i primi sul posto anche Emanuele Marangon, sindaco di Loreggia, con Antonio Paolocci, comandante della Polizia Locale della Federazione, che hanno avvisato l'attuale presidente Walter Gallo. È una tragedia immane perché dopo, quando perdono la vita le persone, naturalmente è una tragedia grande. Purtroppo è successo e adesso naturalmente stiamo aspettando anche gli esiti delle indagini da parte della polizia locale, poi capiremo insomma cosa è successo effettivamente. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova, sono condotte in queste ore dagli agenti della Federazione. Un'arteria, la regionale 308 del Santo, vecchia per la sua conformazione già al momento del taglio del nastro. Purtroppo questa è la realtà dei fatti e noi da anni sollecitiamo un intervento importante. Sono stati fatti sicuramente dei lavori, perché bisogna dire anche la verità, lavori di asfaltatura, però non sono sufficienti. Quest'opera è nata vecchia tanti anni fa e necessita sicuramente di un intervento importante. Noi sindaci dell'asse, diciamo Loreggia, Campodarsego, lo sollecitiamo, ma anche gli altri colleghi della federazione. Abbiamo avuto varie volte modo di parlarne sia con la regione che naturalmente con la provincia, però ad oggi insomma quello che abbiamo è davanti agli occhi. Nel frattempo, il bisticcio in corso e la sentenza della Corte di Cassazione del 14 marzo scorso hanno convinto i sindaci a fermare l'attività sanzionatoria in via provvisoria dei 4 Velox lungo la 308. Venerdì, tra i primi cittadini, un nuovo confronto. La questione va risolta e ci auguriamo naturalmente che chi ha la forza per poter fare le cose le faccia in una volta per tutte, insomma, perché ritengo che sono strumenti che servono per limitare la velocità, perché in alcuni momenti veramente la gente corre troppo forte.